Presidente, buonasera. No, era 10 giorni che non dormiva, ricordavamo per un po' le vicissitudini. Juric se n'è andato, non ritorna più. Neanche tutto. Attenzione! Senti. Oh, scusate. Buonasera Presidente! Scusate. Buonasera. Adesso dorme quindi. Sì, adesso riesco a dormire. Erano 20 giorni. 20 giorni che non... 20 giorni che non dormivo, avevo provato di tutto, camomilla, melatonina, noprom, soniferi, ipnosi, chiamato giù Cascasella, di tutto, nine nane, audiofiabe, botte in testa, calzettoni del Gunther dopo l'allenamento. No! Una forma di pecorino del Marocco. Avrò contato 750.000 pecore prima che facessi il formaggio. Non chiudevo occhio, ero tirato come della Lily Gruber. Capite, una cosa... Abbiamo sentito la canzoncina che diceva Sean Sean, no? Era un paio di giorni che sentivo questo motivetto in testa. Sì. Eccola, la rimessa. È stata un'illuminazione, guarda, questa cosa è un segno del destino. Senti che adesso ride, questo motivetto. Beh, bellissima, Che è questa musica soave, così, è vero. non capivo. Che soave, anche. Non capivo. Poi una bella mattina prendo un caffè, un Decca, non dormivo, nemmeno il tempo di finire l'ultimo sorso che il trono di ceramica mi chiama. E mentre ero lì seduto, che leggevo distrattamente le istruzioni dell'Ace Gentile, la stimola quello, vabbè. ecco che risento ancora sto motivetto che continuava nella testa. Ve lo faccio sentire anche voi, senti bene. Sì, Sean Sean, conosciamo, bellissima colonna sonora, non ricordo che film, forse un western. Ma capisci, non capivo, Sean. E a un certo punto, tac! Si è accesa la lampadina, no, perché la lampadina è fuori, no? Si è accesa questa lampadina e io dico, occupato! C'è qualcuno sulla soglia? No? Poi ho detto, caspita, ma eccola qua, il motivo! È un rebus. Sogliano! Sogliano, il Salvatore che arriva da lontano! È lui l'uomo giusto! Era questo il messaggio che volevo darmi, questo bellissimo motivetto che proprio proporò di metterlo al Bentegodi prima dell'inizio della partita. A proposito di grande armonia, ecco, quando vi siete lasciati, non è che vi foste lasciati proprio benissimo, no, perché siamo curiosi di capire quando gli avete proposto di tornare all'Hellas, cosa le ha risposto. Perché... Allora io e Sogliano ci siamo lasciati come dei morosi. Addirittura? Mi ha detto, ancora tu? Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Sembri più giovane. O forse sei solo più simpatico. E così ci è scappato da ridere e ci ho detto, Sean, lasciarci non è possibile. Poi ci siamo incontrati, gli ho fatto la proposta nero su bianco. Nero su bianco, gli ho dato il bigliettino con scritto, Sean, torniamo insieme? No, ma come? Sì, no, forse. Ma da adolescenti ci ha pensato un po'. Senti, perché ci devo pensare e poi alla ricreazione mi ha dato mi ha dato il foglietto e insomma mi ha detto di sì. Non è un po' una bocciatura anche per Marocco come molti hanno... Beh, dai, adesso non esageriamo, cioè, insomma, non la chiamerei proprio una bocciatura, diciamo che un cambio di mansioni, dai, lui adesso è responsabile dell'area tecnica, appunto. No, Bruscolini, ragazzi. E quindi cosa significa? Cioè, poi concretamente cosa succede con questi cambi? Tecnicamente ha un'area. Tecnicamente, la sua area tecnica, no? Della quale lui è responsabile e deve tenerla bella pulita. L'aspirapolvere, togli cera, metti cera, ma no, cose lì. Karate Kid. Se vuole può comprarsi delle belle tende, farlo un po' anche quelli in sangallo che si usano molto. Può metterci dei sopramobilini, non so, magari la gondola di Venezia, quelle cose lì. Bello, E ci ho detto, guarda, Marocco, questa è la tua area tecnica. Ecco, stai qui, gioca con le macchinine, qua ci sono i pennarelli, qua i colori a cera, qua c'è il Didò, qua c'è il DAS, puoi fare dei lavori col DAS, e poi dico, quando a una certa ora fai merenda, e poi tu stai qua, non muoverti, questa è la tua area tecnica, sei responsabile. Poi tu grazie
Grazie, presto. C'è presente Molto contento sono. Certo, E come poi no. ha aggiunto, pecorino ne vuoi? Ma no, ma che ste cose. E invece guardi cosa le mandano. Quando ha detto che tutta la piramide è in discussione, guardate Stefano, cosa ci manda Stefano? Sì, Roberto, Claudio ci hanno mandato, ci hanno anche mandato Soljan Mess secondo. In collaborazione con Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Autozai, agenzia matrimoniale Subito Amore, Vignola Termoidraulica, lucanoleggiopiattaforme.it.